Buongiorno a tutti voi. In questo video che avevo iniziato a montare tempo fa ci sono rappresentati i piatti che abbiamo degustato durante il nostro soggiorno alle terme, un luogo che noi amiamo frequentare per riposarci. Alcune parti sono in silenzio, rappresentano i piatti che abbiamo degustato, le altre invece li descrivono proprio, perciò se siete curiosi seguitelo. Aio, beniga di gontu! Vi presento i piatti: macarrones de bunzu con specchi asparagi e poi tortelli di ricciola sovellutata di pomodoro datterino e olio evo. Io direi semplicemente ravioli ripieni di pesce e serviti con sugo di pomodoro e stop. Ma fa scena tutto il condimento del nome. Queste sono l'orighitas al ragù di cacciagione al profumo di ginepro. Invece questa è fregola incasata alla bischi di gamberi con gambero rosso e asparagi di mare. Per concludere la cena di Pasqua vi dedichiamo il nostro dolce. Che cosa poteva essere se non la più celebre tra i dolci siciliani? La cassata. Risotto ai porcini e guanciale croccante e mezze penne ai ricci. Questi macarrones de bunzo sono una sorta di scarranfiao, quindi di gnocchetto liscio, che assomiglia molto. L'antipasto, che è tipico della tradizione sarda, con salumi, cuore di pecorino e fiole sardo e caponata di verdure con pesce spada. Il primo secondo è astice all'algherese. Ciao Amedeo, ci hanno servito questo astice all'algherese. A te, a tutta la tua famiglia, anche Giovanni e famiglia, tantissimi auguri di una serena Pasqua. Per secondo, agnello a cassoba. Noi esteri li diciamo a cassola. Semplicemente agnello in umido con gurreo, che non è altro che un tipo di cardo selvatico che raccolgono in questa zona, e zafferano di San Gavino Monreale. Questo antipasto comprende una julienne di calamaro, quindi un calamaro tagliato a striscette, a listarelle, con sedano croccante, petali di bottarga di muggine, ostrica con citronetta al lime, insalatina di polpo e radicchio. Belice beru. Ho chiesto solo una cucchiaiata, ma me ne hanno portato comunque troppo, di risotto alla pescatora con profumo di agrumi sardi, malloreddito su crema di melanzane arrostola ma alla mentuccia e purpuzza stufa alla vernaccia. Per la colazione di oggi per ora ho preso una tazza di acqua bollente per prepararmi un tè con cannella e mela, un panetto giapponese, mandarino, un fagottino al cioccolato e un minuscolo pezzettino di torta alle carote e mandorle, mi pare. Poi vedremo. Oggi piove. Non dovrei mangiarne perché c'è tanto nickel, ma ho preso un cucchiaio di crema alle nocciole che ti puoi versare tu col dosatore in uno di questi piccoli contenitori da spalmare sul mio panetto giapponese. Squete alle terme.
julienne di calamaro e gambero rosso in tempura, capasanta gratinata alla tarantina, salamino di cinghiale, speck di black angus affumicato, crema di pecorino del pastore su bruschetta di pane tostato, tris di sottoli casricci. Questo è un tris affumicato di mare con bournoise di mango. La pronuncia giusta di questa parola: tris di affumicato di mare con bournoise di mango. La nostra squisita colazione: 2 biscottini con un cappuccino, croissant forti, invece per me 2 mandarini, la banana, un panetto giapponese, un piccolissimo quadratino di torta, e poi per il panetto giapponese arancia e frutto della passione e crema di nocciole. Calamarata con tonno e pomodoro fresco, rombi con speck e taleggio. Se giustizia a dire di che a me non piace. Mandalo a me. L'ho letto adesso. È molto spontaneo. Lasagna al ragù con carne nostrana, trofie con scampi e aragosta. Il secondo, maialino sardo, salsiccia, pancetta e capocollo arrosto con patate alla rustica. A un rustico sta spuro, mi. Il dolce, tiramisù alle fragole, che delizia. E poi cocktail in piscina. Questo è un tortino al cioccolato con cuore morbido su una base di crema chantilly, su un lettuccio e una tisana. A noi questa cucina piace tantissimo. Grazie per aver visto questo lungo video. Ciao a tutti e a Zibilisanusu!